Svolta a Cagliari, stadio ecosostenibile per la Sardegna. Dopo anni di attesa, la giunta regionale ha dato l'ok definitivo. Ti spiego il perché questo progetto non è solo calcio, ma il biglietto d'ingresso della Sardegna per gli europei di calcio del 2032. Scoprirai i dettagli sulla capienza da 30.000 posti e come rivoluzionerà i quartieri di Sant'Elia e San Bartolomeo. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forno. La fumata è finalmente bianca. La giunta regionale, su proposta dell'assessore Laconi, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto del nuovo stadio. Questo è il passo decisivo che sblocca l'iter e avvia la fase esecutiva. L'opera, che sorgerà sul sedime del vecchio e glorioso Sant'Elia, è definita come uno dei progetti di maggiore rilevanza pubblica per l'intera città di Cagliari e per l'intera isola. Un'attesa lunghissima che si conclude con una prospettiva sul futuro. Perché questo stadio non è una semplice ricostruzione, è molto di più. Quali sono le caratteristiche che proiettano Cagliari nell'elite europea? La struttura sarà all'avanguardia, conforme agli standard UEFA di categoria 4, con una capienza base di 25.000 spettatori, che potrà essere espansa fino a 30.000 per ospitare eventi internazionali, come appunto Euro 2032. Ma la vera rivoluzione è che sarà un polo multifunzionale. Progettato come Nearly Zero Energy Building, ospiterà un hotel da 122 camere, un museo del Cagliari Calcio, sale per congressi, spazi commerciali e persino un centro benessere. Un vero e proprio motore economico per la città di Cagliari. L'accordo tra il presidente Todd e il sindaco Zedda prevede anche la riqualificazione totale delle aree limitrofe, creando nuovi spazi verdi e connessioni pedonali tra Sant'Elia e San Bartolomeo. Il nuovo Sant'Elia sarà un simbolo di equilibrio tra innovazione, sostenibilità e identità territoriale. Un impianto moderno e rappresentativo che segna un momento di svolta, non solo per il calcio sardo, ma per l'intera isola, proiettata finalmente in una dimensione internazionale. Cosa ne pensi? La Sardegna ce la farà a ospitare gli europei del 2032 con questo nuovo stadio? Scrivilo nei commenti. E se vuoi rimanere aggiornato su tutte le notizie che cambiano la nostra Sardegna, metti un mi piace a questo video e iscriviti al canale e soprattutto attiva la campanellina. Grazie per il tuo tempo e alla prossima notizia.